stiamo, come dire, incrementando i punti tampone, dicevo, rispolverando un po' quella che era la situazione prima della vaccinazione. Noi in azienda abbiamo sostanzialmente 3 punti tampone dedicati, uno presso le malattie infettive, 2 presso i pronti soccorso, e poi abbiamo l'attività dei pronti soccorso che può dare una risposta nelle 24 ore. Chiaramente l'invito è di utilizzare soprattutto i punti tampone che hanno un orario di apertura diurno. Ecco il piano di potenziamento dei punti tampone in vista del 15 ottobre, data in cui scatta l'obbligo di Green Pass, nuova fase per la quale sono stati pianificati anche i controlli. Dall'altra c'è tutto il tema del controllo di chi arriva appunto in ospedale, e qua ci stiamo attrezzando con la presenza di varchi, con la presenza appunto di persone delegate al controllo, con la presenza appunto di tutte quelle strumentazioni e misure che possono essere deputate a ciò. Intanto la fotografia del contagio parla di una continua discesa della curva, registrando 471 casi in meno rispetto alla scorsa settimana, nonostante Padova sia la provincia del Veneto maggiormente interessata per numero. Contagi che riguardano soprattutto la fascia d'età tra i 30 e i 65 anni, mentre l'età scolare non va ad incidere, se non in minima parte, sulle nuove positività. 32 persone ricoverate in azienda ospedale Università di Padova, 21 sono ricoverati in area medica, 8 in terapia appunto intensiva e 3 in subintensiva. In terapia intensiva c'è questa persona molto giovane, ricoverata, non vaccinata, che, come dire, sottolinea ancora una volta l'importanza della vaccinazione. C'è anche una buona notizia: un 99enne vaccinato che, dimesso dopo il ricovero per Covid, è tornato alla propria normalità.